Grazie Presidente e grazie alla Presidenza che mi dà modo di ragionare, chiacchierare brevemente, cercando di tracciare un piccolo primo bilancio dell'anno tintorettiano che ha occupato la città e che ha occupato l'attenzione anche degli studiosi in maniera molto articolata e proponendo una serie di attività e di iniziative che hanno riscosso un significativo interesse. Ricordo che l'anno sottolinea i 500 anni dalla nascita di un artista che alcuni studiosi, alcuni critici ritengono il più grande artista nella storia veneziana, anteponendolo addirittura a Tiziano e ad altri per la qualità, la diffusività, l'importanza, la genialità, la fantasia della sua creazione e delle sue creazioni. L'ultima mostra, l'unica mostra in qualche modo completa, antologica di Tintoretto si tenne nel 1937 e fu realizzata sotto la direzione di Nino Barbantini a Capesaro. Fu una mostra che suscitò un notevole interesse e attenzione, suscitò anche dibattito non secondario rispetto proprio alla valutazione o alla rivalutazione di un artista che ha conosciuto nel corso dei secoli una oscillante valutazione critica, con esaltazione da una parte ma anche con denigrazioni dall'altra, perché è in effetti un artista che oggi potremmo chiamare fortemente divisivo sotto molti punti di vista. Un artista di straordinarie, dotato di straordinarie capacità tecniche, di enorme fantasia, mentre rimane ancora sub iudice il problema della cultura di Tintoretto, ed è un problema che volevo anche brevemente toccare. La cultura in senso lato, la cultura letteraria, la cultura antiquaria, la cultura religiosa, la cultura teologica, che sostanzia molte delle sue performance. Nel 1937 la mostra fu una mostra di grande impatto e che vide presente una quantità di opere convocate dalle chiese e da istituzioni veneziane, ma anche da musei italiani e internazionali, per la prima volta riunite in un'unica sede. Nell'occasione ricordo che Mariano Fortuni, che faceva parte del comitato scientifico e tecnico che organizzò la mostra, Mariano Fortuni inaugurò quella illuminazione di San Rocco che forse è stata messa in questi ultimi mesi in soffitta, ma che ha servito in maniera egregia con quei grandi padelloni rivolti verso l'alto che Fortuni aveva elaborato proprio in quella circostanza e che venne inaugurata con una cerimonia, perché per la prima volta da quando evidentemente le opere erano state realizzate a San Rocco trovavano la possibilità di essere vedute, e questo tema del vedere, del poter apprezzare e capire le opere di Tintoretto è un problema che è rimasto fino ai nostri giorni, tanto è vero che il merito maggiore, a mio parere, di questo appuntamento cinquecentenario è stato duplice. Da una parte ha motivato e ha attivato una specie di corsa al restauro o di concorso fra varie istituzioni per restaurare in maniera significativa e molto importante opere di quest'artista, dall'altro ha consentito, convocandole nelle sedi delle mostre, di vedere, veramente di vedere, per molti aspetti di scoprire opere di Tintoretto che erano, se non invisibili, quantomeno difficilmente apprezzabili, perché in situazioni ambientali non facili. Ecco, queste a me paiono la prima, tracciando, dicevo prima, un piccolo bilancio, questo è un primo dato positivo che va sottolineato e che, a mio giudizio, non può essere sottaciuto. La mostra, come sapete, come avete visto, era stata divisa in due parti. Alle Gallerie dell'Accademia la
quella che veniva chiamata, che ha avuto come titolo Il giovane Tintoretto, e a Palazzo Ducale quella Tintoretto senza definizioni di età e di senescenza o di giovinezza. Questo di dividere le mostre in due parti sappiamo che può essere, sotto molti punti di vista, una specie di handicap, perché si perde in un certo senso il ritmo dell'apprezzamento della mostra, passando da una sede all'altra. Peraltro le soluzioni non erano a portata di mano diverse da questa, salvo che non si fosse fatto uno sforzo straordinario, e che non vedo come e quando si sarebbe potuto mettere in atto, e sarebbe stato quello di fare una enorme, straordinaria mostra a San Rocco. Perché per capire Tintoretto bisogna andare a San Rocco. E nel 1937 non soltanto venne realizzata una nuova illuminazione, venne concesso l'accesso con un unico biglietto, e la connessione e la imprescindibilità di San Rocco rispetto alla comprensione di Tintoretto, che era esposto a Capesero, venne sottolineata con forza anche nelle pubblicità, anche nelle comunicazioni verso la stampa e verso il pubblico che pubblicizzavano appunto quella iniziativa. Noi no, cioè San Rocco abbiamo dovuto e dobbiamo, evidentemente, le cose, tutti voi sapete qual è la situazione, dobbiamo andarci e dobbiamo vederlo, fortunatamente nella sua integrità straordinaria e irripetibile. La mostra del giovane Tintoretto, nella dichiarazione dei curatori, fra l'altro la mostra delle gallerie dell'Accademia ha dei curatori, anzi delle curatrici, ma di fatto su tutto hanno steso il loro manto i due curatori americani, Eccles e Hickman, che di fatto firmano con una certa anche supponenza, devo dire, e lo dico come limite della loro iniziativa e del modo con cui si sono posti, firmano anche con un'introduzione specifica anche la mostra dell'Accademia sul giovane Tintoretto, mentre le due mostre sono molto diverse metodologicamente. Non parliamo di cataloghi, perché il catalogo dell'Accademia di Belle Arti, che si chiama Il giovane Tintoretto, è un catalogo classico, vorrei dire un catalogo pallucchiniano in tutti i sensi, nella serietà dell'impostazione, nella schedatura delle opere che vengono proposte, nella possibilità di confronti che vengono istituite in mostra fra le opere di Tintoretto e le opere di artisti contemporanei che di Canaletto sono stati ispiratori, di Tintoretto sono stati ispiratori o interlocutori diretti o indiretti. Il catalogo della mostra di Palazzo Ducale è un catalogo, posso dire, incomprensibile, difficilmente utilizzabile, con saggi senza schede critiche opera per opera, ma con saggi che si ripetono e che in qualche modo rapsodicamente affrontano il problema di Tintoretto, riaffrontando il problema del giovane Tintoretto anche dentro il catalogo del Tintoretto maturo, e questo non si capisce perché. Questo lo dico senza, evidentemente le cose possono piacere o non piacere, questa è la mia impressione su questa iniziativa. Anche se va lodato il coraggio delle direttrici dell'Accademia di Belle Arti da una parte, della Galleria dell'Accademia da una parte e dall'altra dei musei del Palazzo Ducale, perché hanno ospitato Tintoretto in un luogo particolarmente forte, particolarmente denso, in particolare evidentemente Palazzo Ducale, che assieme alla scuola di San Rocco è il grande palcoscenico tintorettiano. È stata una scelta coraggiosa, anche se poi dentro alla mostra, che si svolgeva negli stessi locali e con la stessa cadenza di una mostra mitica, l'ultima mostra curata da Rodolfo Palluchini, quella sul manierismo, che tutti ricordano come un punto di riferimento imprescindibile nella storia, nella ricostruzione e nella nuova storiografia dell'arte veneziana del Cinquecento. Dico, anche se i rimandi e i conseguimenti scientifici di quella mostra del manierismo
poco hanno trovato spazio in questa mostra tintorettiana, che non poteva evidentemente però prescindere da Tintoretto, visto che Tintoretto e sul nome di Tintoretto si sono dibattuti e scontrati i critici sul fatto che Tintoretto sia o non sia il rappresentante significativo di una cultura manierista, da una parte, e se sia o non sia il rappresentante significativo della cultura controriformista dall'altra, cosa che viene propugnata, che è stata propugnata ripetutamente da vari critici ed è stata contestata e invece non accettata da altri, perché Tintoretto è comunque un passaggio imprescindibile di un'importanza e di una densità culturale tale per cui non si può procedere nella storia, nell'analisi della pittura veneziana se non passando e se non confrontandosi con Tintoretto. Io ho portato alcune immagini, però devo tornare indietro perché per errore sono andato avanti. Non so se questa... Sì, ecco. Potrei vedere un po'? Scusate. Questo è l'autoritratto celeberrimo di Tintoretto, trentenne all'incirca. Grazie. Trentenne all'incirca, che voi conoscete perfettamente e che vi prego di memorizzare, perché poi concluderemo questa piccola rassegna con l'ultimo Tintoretto, l'ultimo autoritratto, il celeberrimo autoritratto di Tintoretto, ormai molto, molto anziano. Questo l'abbiamo messo soltanto come ingresso, ma una delle prime opere che viene proposta nella mostra di Tintoretto giovane, ripeto, quella mostra fatta in termini classici, mettendo confronti, raffronti e coincidenze, e questa è un'opera già singolarissima, che si pone prima di una sorta di barriera, di passaggio obbligato, di svolta a gomito nella carriera di Tintoretto, che è costituita dal celeberrimo Miracolo dello Schiavo, che del 48, che è del 1548 e che è da tutti considerato il vero e proprio esordio del Tintoretto maturo, ma non come età, perché ha 30 anni, circa 30 anni, ma dal punto di vista del dominio, del controllo, della valorizzazione, dell'esaltazione dei suoi strumenti linguistici. È una composizione diciamo di novità notevole rispetto al panorama artistico di questi anni, degli anni immediatamente precedenti, perché, come ci spiegava la mostra, negli anni 30 e 40 avviene un rivolgimento che potremmo quasi chiamare rivoluzione nel panorama della pittura veneziana di quegli anni. In questo caso Tintoretto mostra già di essere a giorno di queste novità e se ne serve con una notevole disinvoltura. Tra l'altro guardate quello stranissimo Bambin Gesù che sembra volteggiare pur seduto sulle ginocchia della madre, ma guardate soprattutto il gesto, l'attitudine della madre, questo suo appoggiarsi con la mano destra, creando una specie di figura sinuosa di tipo e di stampo già nettamente manierista nella costruzione anatomica e poi della parte invece di rivestimento con i manti e con le vesti che la fasciano. Ripeto, il dipinto non fece scandalo in questo caso perché è un dipinto di cui non si sa nemmeno, fra l'altro, per quale committenza sia stato realizzato, non fece scandalo, come invece lo farà il Miracolo dello Schiavo che adesso andremo a vedere. Però ci sono elementi tratti dalla tradizione pittorica veneziana, evidentemente, e il confronto con Tiziano che stava imperando in questi anni su questo palcoscenico, Tiziano che peraltro si darà da fare attivamente per tutta la vita per tagliare la strada a Tintoretto, non per favorire la sua affermazione, come è ben saputo. E quando Tiziano tiene, come pare, pochi giorni nello studio il giovanissimo Tintoretto già capisce che da lì potrà venirgli
una sorta di contrapposizione, di contrasto e la possibilità di essere scazzato nella sua posizione dominante nel palcoscenico dell'arte veneziana. Ma io non voglio commentare i quadri, soltanto vi faccio ricordare quali cose vedevamo nella nostra mostra delle gallerie dell'Accademia. Sono cose che conoscete perfettamente, quindi neanche non le nomino, anche se evidentemente in questo caso lo devo fare. Siamo con la disputa dei dottori, Gesù che disputa nel Tempio, ed è un dipinto conservato nel museo del Duomo di Milano, a Milano. La cosa incredibile in questo dipinto è la dimensione dei personaggi in primo piano rispetto a questa inaspettata, forzatissima prospettiva che colloca il giovane Gesù in fondo, sotto una statua dorata di Mosè che tiene in mano le tavole della legge. Dicevo, la forzatura del dipinto, la scandalosa forzatura del dipinto, fa sì che le figure in primo piano siano esaltate in maniera assolutamente esasperata, ma che costituiscono, sotto molti punti di vista, quello che sarà una tipica utilizzazione scenografica di Tintoretto, e cioè di creare un teatro, un grande teatro. Ogni sua scena è costituita da una grande messa in forma di natura squisitamente scenografica e teatrale. Tanto è vero che le figure in primo piano che consultano questi libroni enormi, ingestibili, no? nel loro gigantismo, sono delle specie di quinte che poi ci costringono l'occhio a penetrare in questa sorta di corridoio prospettico accentuato dallo scalone al centro, che porta a un Cristo gesticolante sul fondo, che costituisce anch'esso, rispetto alla tradizione della disputa fra i dottori. Ricordiamo soltanto quella celeberrima di Dürer, no? Con una storia di studio fisionomico di tipo leonardesco dei vecchissimi dottori, e invece la presenza efebica del Cristo. Dicevo che Tintoretto mostra già gli elementi che costituiranno poi il binario della sua produzione. Vabbè, scusate, io salto perché non è Tintoretto naturalmente, ma era per dare, ecco, un attimo soltanto, una bruttissima riproduzione della consegna dell'anello al Doge, che è un dipinto di Paris Bordon, come voi sapete, perché Bonifacio, Paris Bordon e in qualche modo la scuola dei Veronesi, pittori a Venezia, che occupavano posizioni molto importanti nella produzione pittorica della città, ufficiale della città. Dico, la costruzione è una costruzione nuova, considerando gli anni in cui il dipinto è stato realizzato, che sono i primi anni 30. Ma già il pescatore che consegna l'anello al Doge mostra uno sviluppo, diciamo, muscolare che ritroveremo poi nelle figure tintorettiane e in quelle figure che si ispirano comunque a una nuova concezione anche del corpo e della corporeità rispetto alla tradizione tardo quattrocentesca e simili. Naturalmente c'è un altro passaggio. Fortunatamente questi dipinti, che voi sapete sono veneziani e sono dipinti, sono capolavori che sono imprescindibili per capire la evoluzione e la svolta successiva di Tintoretto. Questi sono i due grandi santi, San Giorgio e San Cristoforo, del Pordenone. Pordenone si dice sempre, è colui che porta il primo manierismo romano a Venezia, e anche questo dipinto, che era perfettamente inserito nel percorso della mostra dell'Accademia, spiega in qualche modo, giustifica o perlomeno consente a noi di avere delle chiavi per interpretare e capire l'evoluzione successiva di Jacopo. Ma contemporaneamente, siamo sempre negli anni 30, metà degli anni 30, Tiziano
Tiziano continuava la sua produzione in cui l'equilibrio classico, si usa dire, no? L'equilibrio complessivo della scena proposta risalta e risulta con tutta evidenza. Se voi ricordate l'agitarsi dei corpi della disputa fra i dottori del giovane Gesù rispetto alla compostezza di questa scena Tiziano, questo è un dipinto che è al Louvre, voi capite la distanza che separa questi due protagonisti. Non è che Tiziano non abbia anche lui di precedenti, infatti la costruzione di questo tipo di scena, cioè della cena in Emmaus, che era stata praticata da Carpaccio, da Bellini, eccetera, eccetera, viene salvata, ma naturalmente Tiziano la rinnova con la novità rivoluzionaria, in questo caso sì, del suo linguaggio, dell'uso del colore, dell'uso della luce, che saranno poi gli elementi fondanti e costitutivi anche della pittura successiva. Andiamo avanti e arriviamo... Vabbè, questa è una... Scusate, era questo è un modo di trattare diversamente il tema, ma vi chiedo scusa, non posso soffermarmi, soltanto vi ricordo che questo è un dipinto che viene dipinto da Jacopo Bassano contemporaneamente alla prima delle ultime cene, l'ho portata per questo, alla prima delle ultime cene di Tintoretto, che farà, come sapete, molte ultime cene per le chiese veneziane. Questa è quella di San Marcuola, ed è una illustrazione abbastanza interessante nel momento di passaggio tra la tradizione e l'impostazione di tipo appunto tizianesco e del grande equilibrio formale anche delle masse, anche nei movimenti, anche della in qualche modo complessiva costruzione dei corpi e nell'equilibrio che si viene a definire. Ma oramai però vediamo anche che rispetto al Tiziano, rispetto al Bassano che abbiamo visto, ormai Jacopo si è messo su un'altra strada, ed eccolo qua. Con questo dipinto la mostra del giovane Tintoretto chiudeva. Però, ripeto, anche la mostra di Palazzo Ducale partiva, seppur soltanto a livello di catalogo, da questo passaggio ineludibile. Ed è cominciata una specie di sarabanda, piuttosto anche pesante, nel riconoscere da parte dei curatori tutte le citazioni o le presunte citazioni di michelangiolismo che sarebbero presenti in questa e in tutta la successiva produzione tintorettiana che viene appunto analizzata e che viene presentata nel catalogo di Palazzo Ducale. Questo discorso del michelangiolismo di Tintoretto è una sorta di condanna oramai secolare sulla figura di Jacopo, per cui poi si arriva al ridicolo di cercare di riconoscere se quel tallone forse poteva essere ricavato dai disegni di Perin del Vaga davanti al giudizio finale di Michelangelo a Roma, perché noi sappiamo che nonostante le supposizioni ipotetiche di Palluchini, Tintoretto non è mai andato a Roma. L'unica uscita da Venezia le fa su Mantova, da Venezia, dall'area immediatamente veneziana, le fa su Mantova, forse Milano, ma presumibilmente no, e rimane sempre a Venezia. E lavora sempre a Venezia. Quindi apprende, si informa attraverso quel che gli veniva portato, per esempio dai fuoriusciti del Sacco di Roma quando arrivano assieme a Sansovino, al Serlio ed altri a Venezia dopo il 27, oppure da chi ha visto dal vero le opere di Raffaello e di Tintoretto e ne ha riportata una grande impressione, ma oltre che una grande impressione anche disegni e incisioni. Ma al di là di questo, ripeto, che
oramai comincia a diventare una specie di ritornello piuttosto fastidioso, dobbiamo osservare con attenzione che cosa ci propone Tintoretto. A me interessa la costruzione, la struttura mentale, oltre che formale, dei suoi dipinti. E questo lo ha detto in maniera molto chiara, l'ho esposto e raccontato in maniera molto chiara, per esempio David Rosand nelle sue analisi della pittura italiana veneziana del Cinquecento. La sostanza è una sostanza eminentemente teatrale. Il Gran Teatro di Tintoretto, che era già stato così chiamato fra l'altro dai primi critici, cioè Gran Teatro riferito alle scene di Tintoretto, è una locuzione ricorrente. Tanto è vero che noi osserviamo che qui abbiamo una successione di piani di costruzione della scena in termini veramente teatrali, che vengono sottolineate dalla presenza di alcune figure e di alcuni elementi che compongono l'equilibrio strutturale del dipinto. Guardate infatti i due volti dei donatori a sinistra e a destra che si affacciano a guardare una scena che è guardata anche però dai personaggi che sono anche protagonisti di ciò che avviene, e cioè la folla che si stringe attorno allo schiavo nudo a terra e il governatore della Provenza e gli altri dignitari che guardano da una posizione sopraelevata. Cioè noi abbiamo una serie di piani che sprofondano nello spazio, che arrivano fino ad appoggiarsi in fondo a quella scenografia architettonica di derivazione sansoviniana e anche però serliana, che chiude la complessiva rappresentazione di questo evento, che è un evento scenografico e teatrale. Rosand aveva letto, non solo lui naturalmente, con una grandissima raffinatezza questa scena, perché dice: non dobbiamo chiamarla teatrale soltanto perché è una messa in forma come se fosse una scenografia, ma perché si ispirava a delle vere scene di teatro che avvenivano in città. Quando nei carri che venivano costruiti in occasione della Settimana Santa venivano montati delle sorte di tableau vivant che venivano trascinati e che percorrevano la piazza, che davano vita quindi a delle vere e proprie messe in scena legate a episodi come della specie di vie crucis semoventi, che rappresentavano in quadri diversi le situazioni drammatiche che venivano rappresentate. Per cui Tintoretto ha anche questo come punto di riferimento, come elemento ispiratore nella costruzione delle sue straordinarie complessità architettoniche di architettura dell'immagine e della scena. Questa capacità di Tintoretto di essere un metteur en scène, cioè uno sceneggiatore in più anche uno scenografo e in più anche un narratore, è straordinaria ed è sempre stata apprezzata da coloro che hanno visto in Tintoretto la vera e propria rivoluzione della pittura cinquecentesca a Venezia. Da una parte l'iniziatore di questa riscoperta di Tintoretto, che è John Ruskin, dall'altra, successivamente, ripresa anche da altri scrittori, di altri commentatori, in particolare dal mondo inglese, del mondo anglosassone, anzi scusate, non inglese, e soprattutto da pagine importantissime di Henry James. Io ho avuto la fortuna di avere in anteprima un testo di un nostro socio, Sergio Perosa, che ha scritto proprio su, non so se sia presente Sergio questa sera, ma comunque un testo che non è stato ancora pubblicato, sul triangolo che si è formato James, Shakespeare, Tintoretto. E i rimandi e i richiami tra l'uno e l'altro di questi protagonisti sono dei richiami espliciti, non è che dobbiamo cercarli
come delle nascoste, perle nascoste dentro a un cassetto dimenticato. Sono fatti che non tornano e che non fanno parte del bagaglio culturale dei nostri curatori della mostra, ma che sono molto importanti. L'altro protagonista della lettura nuova e diversa di Tintoretto è un inaspettato pensatore, ed è Jean-Paul Sartre. Sartre scrive un volume intero che abbozza in un suo primo, secondo le parole di Simone de Beauvoir, in una sua prima visita nel 1933 a Venezia, e scriverà tra l'altro un testo sulla Venezia vista dalla sua finestra, la scena veneziana, i tetti di Venezia vista dalla sua finestra, ma scriverà un testo, a mio parere, importantissimo, e tra l'altro è il primo che parla del metodo, della tecnica di impaginazione di Tintoretto come di un metodo di lavoro cinematografico. Volevo leggervi un pezzetto soltanto. Devo smettere? Sì. Puoi leggere un pezzetto? No, non tutto il libro. Quello... Sì, è soltanto perché è molto interessante come punto di riferimento. E Sartre, che peraltro nel catalogo della mostra viene trattato come un uomo che ha equivocato sulla storia veneziana, Sartre dice: ricordatevi del primo Ben-Hur, non quello di Cécile DeMille, il primo Ben-Hur, precedente Ben-Hur. La cinepresa era stata piazzata in una buca, dei cavalli ci galoppavano sulla testa con i loro grossi zoccoli. E poi va avanti, quindi vedete, non mi sono accontentato, abbandono, mi sono accontentato di leggere soltanto poche parole. Sartre legge la costruzione della scena di Tintoretto proprio come una sequenza cinematografica di grande qualità e di grande impatto. Ma il testo di Sartre ha qualcosa d'altro di molto importante e stabilisce e riconosce la identificazione di Tintoretto con Venezia. Dice: Tintoretto non è soltanto l'unico grande artista veneziano del Cinquecento, veneziano, nel senso nato a Venezia, tutti gli altri provengono dal territorio veneziano, ed è colui che incarna e rappresenta con la sua opera qualità e caratteri della città, della sua città. Tra l'altro incarnando anche tutte le contraddizioni di carattere sociale, di carattere economico, di carattere politico, e traducendole in forma. Ecco, nella traduzione in forma di questa percezione e di questo essere il rappresentante privilegiato e geniale di questa realtà complessa e multiforme che è la realtà politica, oltre che fisica, di Venezia, è una chiave di lettura che, secondo il mio parere, per il prosieguo degli eventi tintorettiani che si svolgeranno a Venezia, in particolare il convegno che il nostro istituto, assieme a San Rocco, ha convocato per i prossimi mesi, credo che dovremmo cercare di inserire e di introdurre criteri di valutazione e di giudizio e chiavi di lettura e strumenti di accostamento alla figura, alla complessità della figura di Tintoretto, che finora sono stati poco seguiti, anche se la mostra che abbiamo visto era una bella mostra. Potremmo chiudere con un titolo di Riccardo Cocciante, bella senza anima, e mi pare che sia quella che può dipingere in un certo senso la sensibilità e l'atteggiamento psicologico che noi avevamo uscendo da quella importante rassegna.